Buongiorno Italia! Buongiorno un cazzo! Ecco, stavo per dire, prima che mi dimentichi, è arrivato Michele e Nicola anche col suo CP. Guarda. Ciao bello, ciao. Cane palloso. Cane Ciao, palloso. cane palloso. Abbiamo tutte le varianti, cane pericoloso, cane piccolo e cane palloso. I tre CP. Eh sì, non abbiamo visto neanche il camper di Nicola, o meglio, lo avevamo visto, cioè intravisto, ma Singano, sai, aveva la mega influenza, gli mancava la voce e tutto a raduno. Come tutti i giorni. Non è vero. Ma come che non è vero? Non posso neanche usare i miei aggettivi perché vabbè, canale scurile, però qui è meglio evitarli quando si è in onda, diciamo. Aspetta che spengo un attimo. Ok, ecco. È mega dito. Giuro. Allora, guarda che ha la scaletta in alluminio, vedi, guarda, forse se magari giro la telecamera magari anche vedi, che storie. Per io le lascio giù qua, o le lascio, aspetta, no, le lascio qua in tel gradino. Cazzo che bello il linoleum. Guarda che figa sta disposizione, che strana, mai vista. Sì. Guarda che pulito. Cosa? Ah sì, aspetta che Michele mi disturba per farmi Mica vedere accendi la pompa dell'acqua. l'impianto elettrico che ha messo mai, ha fatto. Yeah, che storiazza, ma capiamo un attimo la disposizione. Allora tu qua sotto è tipo mobili, ma è artigianale? Gavoncino, sì. Ah, ecco. Sì. È legno, non è forte come uno di un camper. È legno questo, eh? Mi pareva strana come disposizione, ma guarda che strano. Non è. Lì è il cesso, lì un altro armadio, Lì l'armadio, frigo. Facci vedere il la cesso. zona del boiler. Facci vedere il bagno. Ma è un bordello adesso. Vabbè, ma facci vedere che doccia. Dai, faccia vedere. Dai. Che bello! Guarda! Che figo! Con le pareti tutte così. E sopra cosa? Ah, ha messo tipo. È per isolare, è Una forte. merdata anni 70. No, con le perché? cortine. Beh, è bianco, ci sta, è Sì, bello. Sì. Che storie. Però Hai visto che forte la disposizione? Guarda che rassa è piano cucina che ha. Tipo quello che Singano anni fa, guarda che roba. Che storiazza. E la dinetta allungata, guarda che strano, vedi? Questa, quella là no. Perché quella è tipo per i Micheli, questa è quella per, Ci vuole per cicca? altri. Aspetta, no, devo guardare che figo, Dio caro. Bello. E qua questo ha messo il condizionatore. sì, Yeah. è più che altro il riscaldatore elettrico in realtà. Che forte. 20. Figo E cazzo. poi che questo sole al tetto. Il gasolio. Tipo il Viesa, una specie di Viesa. Sì, penso che è il nonno del Viesa. Cool, cioè non vuol dire omosessuale, ma vuol dire raffreddamento. E ex HT non lo so. Io lì che sboro. Che sboro. Aia, hai capito? Che cazzo ho preso qua? La cicca? No, era un tocco de rame che mi sono infilzato in Classica. a cosa. No, mi fa sonno. Che storiazze. Beh, cazzo, complimenti. Tanto strano, simpatico. Ma il Sì, palchetto è linoleum o se il palchetto è vero proprio? Ma no, è plasticone violentissimo, l'ha fatto Quindi il linoleum? Sì, credo sì. Beh, bello questo colore. Sì, Bello, è bello, che bello. si muove tutto, è casino. L'ha messo giù senza incollarlo. Vabbè, non mi pare che si muova tanto. Ma hai visto che hai trovato l'accendino, Nicola? Dov'era? Il tuo? No, io l'ho preso da dentro il camper tuo. Ah, veramente? Però in compreso mi hai inculato che il mio quello blu? No, occhio, No, poi non l'hai lasciato te. occhio quando gli accendini con Michele dietro, occhio. Questo abbiamo lo zucchero francese. Se mai andate in Francia, sappiate che lo zucchero è fatto così, non con la classica bustina di merda. Quindi non pensate che sia un succo di frutta o latte o... Andate diretti in questo qua. Io sono stato 2 ore a girare per trovare sto cazzo di zucchero. Pronto? Pronto? Salve, sono Daniela. Dio. Ecco, con il Michele già che era qua ho approfittato, stiamo iniziando a cambiare le lampadine a LED. Ovviamente questa farà molta meno luce di quella che avevo prima, però va benissimo come lucetta di lettura, diciamo così. Sì, soprattutto non consuma niente questa.
Che bello, che tappeto. CP, non vai a fare giro, ti ho messo l'impermeabile, la luccetta, vai a far pipì. Ah, che tipa. Sai anche a prepararla e tutto quanto e te non vai neanche a fare giro. Va bene, dai, vieni dentro, cosa stai là a prendere la pioggia, dai. Guarda che tipa, guarda. Guarda. Che elemento. Stavo raccontando alla Alessia della telefonata intercorsa con quello del trading online là, che ho tirato porche madonna, infatti metterò bip a non finire perché mi è caduta la macchinetta e si è storto tutto il monitorino dietro. L'abbiamo raddrizzata un po' con le pinzette, però vabbè. Insomma, mi dirai adesso come mai sono finiti i video così di tutto un colpo? No, le solite conclusionatezze, perché è arrivata l'Alessia adesso a casa mia e quindi andiamo a dormire. Gli altri due che sono vecchi, ma soprattutto non andiamo a dormire? No. Io sonno. Vabbè, e sono arrivati gli altri due a e gli altri due che sono vecchi, no? Due Antonelli. Due Antonelli e soprattutto Michele. Ma oggi abbiamo tirato poi fino alle 10:30. Ma lui è anziano di solito. Sì, no, ma 10:30 poi Michele, cioè se è una roba. Cioè... Io ragazzi ho trovato la preghiera per tutti noi, per tutti voi, per i raduni. Addirittura? Sì, sì, ce l'ho, però non l'ho imparata ancora a memoria. Se vuoi prendo il telefono e la leggo. Beh, dai, siamo curiosi Fermola. ormai. Scusate la voce, ma questa sera io ho la voce un po' come fidanzato al raduno. Comunque la preghiera è Trons. la preghiera dei bevitori. Ah. Bacco nostro che sei in cantina, sia ricordato il tuo nome, venga il tuo vino, purché genuino. Sia merlot o grignolino, sia fatta la tua volontà. Nel stabilir la qualità, dacci oggi la nostra sbornia quotidiana, riempi i nostri bicchieri come noi riempiamo ai nostri bevitori e non ci indurre a lavorare, ma liberaci dall'acqua e puntini puntini. Così sia. E cos'era sottinteso? Non lo so, c'è scritto così, l'hai trovata questa? forse era ubriaco e Dai, esolo. era la festa raduno MILF, c'era questa preghiera. E ho detto non posso non fotografarla per recitarla tutti assieme al prossimo raduno. È giusto. Ma ricordatemela perché sapete che ho l'Alzheimer giovanile. Tipo Michele, cioè l'unico giovane resto me, insomma, praticamente. Ma cosa? Tesoro, dov'è il mio ombrello? Tesoro, non trovo questo, tesoro, non trovo quello. È perché io ho fatto un trasloco di una casa, voglio dire, quindi insomma, Non trovo il tabacco. Anche quello è traslocato, dai. Mamma mia, c'ho la voce da scherzi telefonici. Potrei chiamarti da anonimo adesso? Sì. Boh ragazzi, ciao, buonanotte Andiamo, Italia. abbiamo i mestieri da fare, via via, ciao.